Fino al 2 giugno a Palazzo Foscolo a Oderzo la retrospettiva dedicata al pittore Tullio Vietri, che ha lasciato gran parte delle sue opere al comune natio. Stefania Bolzan e Marco Madini. Tullio Vietri è stato un artista attivo nella seconda metà del Novecento che si è posto la finalità di documentare i fatti storici, i fenomeni sociali, i cambiamenti culturali ed economici del suo tempo, e lo ha fatto da Bologna. È considerato parte della linea espressionista del Novecento, eppure di Tullio Vietri si è sempre saputo pochissimo, perché pur essendo pittore molto quotato anche all'estero, di fatto si è sempre escluso dal mercato dell'arte. Di qui anche la difficoltà di un comune come Oderzo, in cui Vietri nacque nel 27 e a cui il pittore per volontà testamentaria ha donato oltre 3.500 opere, nel gestire un simile lascito. Ci sono voluti più di 2 anni di tempo per dar vita a Vietri, Cronache italiane 1958-2008, dipinti di mezzo secolo della nostra storia, dal boom economico alla globalizzazione. La prima retrospettiva su Tullio Vietri, visitabile a Palazzo Foscolo a Oderzo fino al 2 giugno. Questo è il Vietri delle piazze d'Italia. Sono rappresentate negli anni delle grandi manifestazioni e proteste studentesche, risalgono 67-68. E sono immagini che sono però anche decontestualizzabili da quella situazione storica, perché sono immagini quasi senza tempo. Sono immagini che denunciano anche però più che una mobilitazione, una movimentazione di figure che però non hanno più quasi individualità. Persone, città e piazze, strade e territorio, ma anche l'aspetto naturale del paesaggio, come nella sezione dedicata al delta del Po. È dedicata alle campagne del Polesine, soprattutto però alla realtà delle campagne del Polesine dopo l'alluvione. Il non raffigurato e non rappresentato è l'alluvione traumatica del 1951. Scriveva Tullio Vietri: non vi è arte degna di questo nome che non sia arte storica. Ora anche lui è parte della storia.